Dal divieto di volo sulla città in determinati orari ai cecchini appostati sulle procuratie di Piazza San Marco è una Venezia blindata, quella che si appresta ad ospitare la 3 giorni del Festival delle Regioni. 3 giorni in cui è previsto il passaggio in città del gotha della politica nazionale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Palazzo Ducale lunedì. Molto probabile anche una visita alla Basilica di San Marco e forse anche al Mose. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interverrà invece il giorno seguente al Teatro La Fenice. Lunga anche la lista di membri del governo che arriveranno a Venezia: il ministro degli interni Matteo Piantedosi, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Poi naturalmente un esercito di amministratori regionali capitanati da presidente e vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rispettivamente Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Michele Emiliano della Puglia. La squadra veneta sarà naturalmente guidata dal presidente Luca Zaia. Oltre che a Palazzo Ducale e al Teatro La Fenice, altri eventi sono previsti alla Scuola Grande di San Rocco e a quella di San Giovanni Evangelista. Imponente, come detto, il servizio di sicurezza, il culmine tra le 7:30 e le 16:30 di lunedì col divieto di sorvolo su Venezia, e il giorno di Mattarella e su Piazza San Marco torneranno a vigilare dall'alto i tiratori scelti. Ma la tensione è alta anche per la presenza della Presidente del Consiglio e di diversi ministri, e non sarà difficile martedì trovarsi di fronte a deviazioni o limitazioni del traffico nella zona della Fenice.